MDN Veneto incontra Cristiano Maccagnani, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie della intervista. Allora, prof, noi l'abbiamo disturbata perché vogliamo parlare un po' del mondo della scuola, e soprattutto riferito al suo piano di studi, che è quello di economia delle aziende pubbliche, perché proprio in questo periodo storico la figura delle aziende pubbliche ritrova un ruolo molto importante, quindi la formazione della nuova classe dirigente che passa anche attraverso le sue aule ha un compito importante, perché diciamo non solo l'indirizzo politico dei partiti ha l'influenza sull'economia pubblica, ma soprattutto i dirigenti, quindi la classe dirigente pubblica passa per le sue aule. Indubbiamente, infatti una delle proprio nelle primissime lezioni io faccio sempre presente agli studenti che in Italia, e contrariamente a quello che si pensa, soprattutto nel nord Italia, in particolare nel Trentino Alto Adige, l'incidenza degli impiegati, delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione è paragonabile a quella di una persona su 4 o 5. Questo significa che soprattutto con i programmi che ci sono stati negli ultimi anni di pensionamento con la legge Brunetta e poi anche adesso ultimamente con gli incentivi che sono stati fatti, si creano delle opportunità molto importanti. Tanto che è proprio una cosa che sottolineo a lezione, dove io sono un po' una specie di Giano Bifronte, perché io opero e insegno contabilità delle aziende pubbliche, però lavoro anche per il settore privato. Si notano delle differenze salariali che sono molto importanti rispetto, mentre 30-40 anni fa il settore privato era quasi una meta molto invidiata da chi studiava, perché consentiva di avere uno stipendio, un salario molto più elevato rispetto a quello che succedeva nel pubblico. Adesso invece negli ultimi 20 anni la cosa si è totalmente ribaltata, perché non solo a livello dirigenziale ma anche a livello di prima assunzione nel settore privato gli stipendi che girano sono molto ma molto più bassi rispetto a quello che succede nel settore pubblico. Questo perché non voglio fare nessun tipo di cenno politico, però purtroppo nel settore privato abbiamo assistito con la crisi che c'è stata negli anni 2000 a una compressione progressiva di quelli che erano gli stipendi, con la verticalizzazione che c'è stata nel settore privato nel mondo. Sostanzialmente le multinazionali hanno portato a un livellamento degli stipendi e soprattutto dei benefici, cioè dei benefit a favore del lavoratore, cosa che invece nel settore pubblico non c'è stato. Questo è sicuramente un aspetto che io sottolineo, quindi soprattutto nelle primissime lezioni io cerco di dimostrare questo aspetto, perché oggi lavorare nel settore pubblico rappresenta sicuramente un momento molto ma molto più importante per la crescita e per la formazione di una persona che dopo magari potrebbe anche scegliere di andare a lavorare nel settore privato. Io ho avuto la possibilità di approfondire il settore pubblico con la mia attività anche in politica nell'ultimo decennio, dove effettivamente il mio approccio all'inizio era stato un po' scettico, però dopo io ho potuto veramente apprezzare che all'interno del settore pubblico ci sono figure di altissimo livello, ci sono proprio delle eccellenze. Quindi quel luogo comune, sfattiamo un luogo comune, anzi più di uno. Primo, che non è vero che al sud ci sono molti più impiegati pubblici che al nord, perché la statistica ci dice che invece in Trentino Alto Adige le cose vanno molto ma molto diversamente. E il secondo, che gli stipendi
del settore pubblico siano più bassi o che ci sia un trattamento inferiore rispetto a quella che succede nel settore privato. E soprattutto, infine, anche l'ultima, che secondo me si può solo provare vivendo un'esperienza come l'ho vissuta io, e cioè che all'interno della pubblica amministrazione ci sono delle eccellenze di primissimo livello. E questo la dice lunga soprattutto su quello che è stato il ruolo, che tanto criticato, tanto vituperato, della burocrazia in questi ultimi anni, dove è cosa nota, insomma, l'apporto politico da parte della gente è stato molto molto misero. E quindi se noi siamo riusciti nel corso degli ultimi 10 anni ad avere dei bilanci dello Stato che chiudono con un avanzo primario, lo dobbiamo soprattutto alla bravura di dirigenti che lavorano nella pubblica amministrazione, che sono riusciti ad essere delle degne spalle per la politica. Il corso si tiene al centro storico, giusto, Sì, di Verona, una struttura anche molto, molto bella. Sì, effettivamente molto molto bella. Guarda, quando si entra in questa parte che è l'ex caserma Passalacqua, completamente ristrutturata, la prima cosa che ti viene in mente è il film, la saga di Harry Potter, perché ti sembra di vedere quel castello, almeno a me questa è l'impressione che dà. Quindi si tratta di edifici costruiti quando Verona era sotto il dominio asburgico, e che quindi costruivano con un criterio che è ben diverso da quelli che sono oggi. Quindi si tratta di edifici che erano caserme, che sono state ristrutturate profondamente e che danno l'idea di trovarsi proprio di fronte a una cittadella universitaria di altissimo livello. Infatti è vero. L'approccio con i suoi allievi, come si è poi completato? Che tipo di rapporto ha con i suoi allievi? Allora, io rappresento quel tipo di docente che proviene dal mondo del lavoro. Allora, ci sono, ma esemplificando, quindi insomma lascia un po' il tempo che trova, due tipologie di docenti. Ci sono quei docenti che finiscono il loro corso di laurea e poi vengono immediatamente assorbiti all'interno dell'apparato universitario, perché decidono di seguire una carriera universitaria. Io in parte ho avuto questo tipo di evoluzione, però ho lavorato molto nel privato prima di ritornare, e quindi l'approccio che do io alle mie lezioni è un taglio estremamente pratico, e quando io faccio le lezioni le faccio sempre in maniera molto particolare, perché cerco di coinvolgere lo studente conferendo proprio dei ruoli ai singoli studenti, per cui quando io svolgo le lezioni c'è una partecipazione, pretendo che ci sia una partecipazione come se io mi trovassi proprio in un ufficio e devo svolgere una situazione relativa a una questione. Quindi cosa faccio? Prendo uno studente e dico: tu fai il pubblico ministero, oppure tu fai il ragioniere. Perché? Perché secondo me in questa maniera ho una partecipazione, e soprattutto poi sento che gli studenti effettivamente hanno molta soddisfazione, perché si sentono come finalmente assorbiti nel mondo del lavoro, anche se insomma, quindi è una cosa che resta un po' nella memoria degli studenti. Certo, in effetti sì, è l'università quella che dovrebbe svolgere quel ruolo proprio di avvicinamento, di accompagnamento al mondo del lavoro. Sì, sicuramente anche la teoria è molto importante, perché ci mancherebbe altro. Poi la contabilità degli enti pubblici si basa su del testo unico degli enti locali, la contabilità poi che è stata armonizzata col decreto legislativo 118, però devo cercare di dare un taglio soprattutto pratico, perché è l'unico modo che ho io per trasmettere qualcosa di importante agli studenti. E
i feedback che ricevo sono positivi perché non mi perdo molto nella teoria. Bene, bene. D'accordo, prof. Siamo stati molto contenti insomma, del suo intervento e della sua intervista. Magari ci rimandiamo a dei prossimi argomenti per entrare magari anche più nel dettaglio dell'amministrazione Certo. pubblica e avere elementi da poter comunicare anche all'esterno. Il senso della nostra trasmissione è proprio quello, comunicare con la gente. Certamente, io vi sono estremamente grato per questa opportunità e sicuramente quando avrete esigenza o bisogno sono a vostra totale disposizione. Grazie prof, arrivederci alla prossima occasione. A voi, grazie. Mayday, Mayday, up in shoot, Mayday.